Hanno rubato tutto, 2 computer, il televisore, le casse per ascoltare la musica, i soldi raccolti ai mercatini vendendo gli oggetti creati dai 14 ospiti disabili e poi vestiti, cibo, medicine e detersivi, completamente svuotato dai ladri, il centro diurno Amici Insieme di Via Costa a Mestre, che ospita adulti disabili in convenzione con l'ULSS e il comune da ben 36 anni. Al nostro arrivo qui al centro abbiamo trovato tutto messo a soqquadro, sono entrati i ladri dalla porta del giardino posteriore e hanno lasciato appunto il disastro, nel senso che ogni cassetto, ogni mobile era svuotato. Aprire la porta e trovare tutto sottosopra è stato un duro colpo. È stato un impatto forte anche perché ieri mattina quando siamo arrivati sono arrivati anche i nostri ragazzi e hanno visto arrivare le forze dell'ordine e sono rimasti colpiti, spaventati. Non è la prima volta che accade, già 8 i furti in passato, ma da alcuni anni non accadeva più. Nelle ultime settimane la zona è stata presa di mira dai malviventi nuovamente. L'ultimo colpo alla scuola materna Madonna Pellegrina, lì a fianco, pochi giorni fa. Sul posto la polizia per i rilievi. Purtroppo il sistema d'allarme aveva un problema, ma da oggi è di nuovo pienamente funzionante. Hanno svuotato tutta la dispensa, quindi i biscotti, tutto quello, lo zucchero, il caffè, hanno svuotato il frigorifero, hanno tolto via e gettato a terra tutto il contenuto degli armadietti dei nostri ragazzi, hanno portato via le sacche con le scarpe da ginnastica. E così le educatrici hanno dovuto sospendere l'attività e mandare a casa gli ospiti, ma con grande forza d'animo hanno poi sanificato e rimesso in ordine per ridare agli ospiti i loro spazi al più presto. Per loro questa è una seconda famiglia. Abbiamo cercato comunque di comunicare una serenità e una sicurezza e loro hanno ritrovato comunque un ambiente, il loro ambiente in ordine.